E quindi siamo partiti con questa finale. Tobias Valdi alla 4 e Dylan Buonaguro alla 3 hanno davvero un migliore stagionale vicinissimo. Buonaguro 2:1,79 a Trieste in Coppa Brema il 23 dicembre, Tobias Valdi 2:1,80 agli assoluti di Riccione l'1 dicembre. Insomma, hanno nuotato più o meno allo stesso tempo e passano tutti lì vicini, racchiusi in 39 centesimi, i primi 5 atleti, Buonaguro, Santi, Biasin, Svaldi e Zammattio nell'ordine. Abbiamo detto di Biasin, dorsista, medagliato ai criteri e categoria, vediamo se sfrutta questa frazione per risalire, ma al suo fianco campione giovanile anche nel dorso Buonaguro, e quindi allunga su tutti e si prende un buon margine di vantaggio Filippo Biasin in seconda posizione, quindi Tobias Valdi che ora avrà la sua frazione, quella della rana. Il record è del 2016 di Robert Bogar, 1:59,54. Quindi ancora Dylan Buonaguro a condurre, Tobias Valdi che rientra seconda barra terza posizione, e anche Mattia Santi dalla quinta corsia. Vediamo intanto Buonaguro 34,82 la sua frazione rana, Daniel Zammattio 35,50. E quindi davvero bagarre per le medaglie, seconda e terza piazza, tutto da decidere, sono in 3 per 2 posti sul podio. Torniamo però là davanti perché ha dominato di fatto questa finale, e quindi a lui gli applausi per la vittoria, Dylan Buonaguro 2:02,24. Daniel Zammattio secondo 2:04,73. Per il terzo posto la spunta Mattia Santi chiude in 2:05,14.